Confronto centrale dall'Arcoveggio, un bel miglio per cavalli di 2 anni, sono in 7 al via, questo lo schieramento Compilation Corrente Mac, Corcovado, Ceres Prav, Carlos Di Ruggi, Cosimo Primo Cla, seconda linea, Ciclone dei Venti. Corcovado è il favorito, numero 3 dello schieramento, VP dell'Annunziata in sediolo. Carlos Di Ruggi, l'alternativa principale. Partenza veloce, Ceres Prav che conquista in breve il comando nei confronti di Compilation, mentre si accoda in terza posizione Corcovado. Parte invece con un po' di cautela Carlos Di Ruggi, anche perché non era bellissimo dietro la macchina. Intanto Ceres Prav completa i primi 200 in 15,1. Compilation in seconda posizione davanti a Corcovado. Gli altri 400 iniziali che se ne vanno in 34 con leader dunque Numero Ceres 5, Carlos Di Ruggi, squalificato. Quindi intanto la squalifica per Carlos Di Ruggi, che avevamo visto in difficoltà anche in fase di lancio. 48,9 il passaggio ai 600, sta decisamente moderando l'andatura Maurizio Cheli, con Ceres Prav nella sua scia Compilation, mentre all'esterno ha mosso Corcovado trascinandosi Corrente Mac. Dietro Cosimo Primo Cla, mentre alla corda rimane Ciclone dei Venti. Il chilometro se ne va in 1,20,8, davvero andatura modestissima per questa categoria. Ora Corcovado prova a prendere sotto tiro Ceres Prav, che a questo punto se la dà a gambe però. E in seconda posizione Compilation. Siamo al paletto dei 400 metri conclusivi, il parziale ora in 15,2. E sempre leader Ceres Prav nei confronti di Corcovado, mentre c'è l'errore di Corrente Mac. Compilation segue Numero direttamente 2, Corrente Mac, Ceres Prav, completamente della piegata, squalificato. ingresso addirittura d'arrivo con Ceres Prav che ha preso 2 lunghezze. Compilation prova a ricucire, poi c'è lo speed anche di Ciclone del 20, ma è Compilation che nel finale passa e vince nei confronti di Ceres Prav. Al terzo finisce Ciclone dei 20. 1,18,1, 29,7 a chiudere. La tattica di estrema attesa per Compilation e Lorenzo Baldi, che tornano così alla vittoria dopo il rientro. Vedete Compilation che vince chiaramente sul traguardo, non paga invece la tattica al limite davvero molto molto blanda imposta dal leader Ceres Prav, che in retta d'arrivo è preda di Compilation, mentre finisce molto vicino anche i Cicloni dei Venti, per quanto ancora terzo sul traguardo. Bel successo dunque di Compilation, Lorenzo Baldi in sediolo e al training.